una conferenza programmatica su Capitale 2025 alla presenza del ministro Musumeci? Sì, è alla presenza di tutti i vertici del partito che devo dire abbiamo coinvolto grazie all'organizzazione voluta dal nostro coordinatore provinciale Adriano Barba, che ha visto tutti i nostri dirigenti partecipi di un'iniziativa che vuole rilanciare il partito dopo il congresso, un bellissimo congresso unitario, peraltro ad Agrigento c'è stato il record di tesseramento, quindi questa vuol dire che c'è grande fermento, ma è anche giusto che il primo partito d'Italia ascolti il territorio e le esigenze, le criticità, ma anche le speranze e se ne faccia portavoce. Questa è l'iniziativa di oggi, una delle tante che si porteranno avanti proprio secondo questo nostro modo di fare politica, che è quello dell'ascolto del territorio e di rappresentare le esigenze oneste di chi lo vive. Come si prepara il partito in vista delle prossime elezioni europee? Saranno elezioni molto importanti perché segneranno una presenza diversa in Europa dell'Italia e dei conservatori. Quindi Fratelli d'Italia ha intenzione di mandare una rappresentanza di livello che sappia parlare degli interessi dell'Italia a Bruxelles in modo autorevole, anche perché Fratelli d'Italia ci andrà come il partito che rappresenta la Premier e quindi è un'esigenza in più, cioè quella di fare non solo gli interessi di una parte ma assolutamente gli interessi dell'Italia, e in questi anni questo è mancato. A volte abbiamo avuto troppi interlocutori, troppi deputati che preferivano fare gli interessi di parte piuttosto che gli interessi dell'Italia. Ci sarà un suo impegno fattivo in campagna elettorale? Il partito mi ha chiesto una disponibilità ritenendo che io sia una candidatura autorevole, sono stata la donna più votata in Sicilia in Fratelli d'Italia. Io ho dato la mia disponibilità nella prospettiva di crescita di un partito che è in grande crescita, però ancora non abbiamo chiuso le liste, quindi si vedrà, questo non è il momento per parlare di campagna elettorale, ne parleremo più avanti. Parliamo di questo impegno oggi alla presenza del Ministro su Capitale 2025, ma non solo, un momento anche di confronto con la base del partito? Ma è un partito che ha maturato l'idea che per confrontarsi con le politiche del territorio bisogna confrontarsi prima internamente. Un partito è tanto più credibile quanto più riesce ad alimentare il dibattito interno e il confronto della propria classe dirigente al suo interno. A pochi mesi dal congresso, che è stato un congresso unitario, abbiamo voluto appunto questo momento che è una conferenza programmatica, appunto, in questo momento di confronto con gli amministratori, con i dirigenti, accompagnati dai nostri parlamentari e dalla nostra classe, diciamo, all'interno delle istituzioni, per poter stilare un documento programmatico da consegnare agli organi di partito, ma soprattutto che possa diventare la bussola attraverso la quale poi presentare la nostra proposta politica. È un momento di confronto importante. Oggi abbiamo qui ad Agrigento dal ministro Musumeci alla deputazione regionale ad valentissimi esponenti del governo regionale, insieme a tanti amministratori locali, colleghi sindaci, consiglieri e assessori. Oggi il primo partito d'Italia, bisogna ricordarlo perché a volte credo che lo si dimentichi, il primo partito d'Italia che è al governo della nazione con il presidente Giorgia Meloni si confronta per ascoltare la base, per toccare con mano le problematiche che affliggono i nostri territori e trovarne soluzione. Quindi non è una passerella, ma è un serio confronto da tutti i livelli amministrativi di questo Paese per servire il Paese che amiamo, che è l'Italia.